introdurre nuove linee guida sul trasporto. Sto parlando quantomeno del trasporto privato. Stiamo anche valutando, non ve lo nego, di affrontare il tema delle linee guida del trasporto pubblico tornando all'omologazione d'origine della capienza con la mascherina. Ora si lavora per far tornare il trasporto alla normalità. Sul trasporto privato la Regione sta pensando di modificare le linee guida ministeriali, ma è sul trasporto pubblico che potrebbe arrivare la vera novità, fortemente compromesso a causa delle limitazioni imposte dal Covid. Zaia guarda il modello inglese. La Gran Bretagna ha imposto l'obbligo di mascherina, ma ha tolto quello di distanziamento di almeno 1 metro. Così anche Francia e Germania. In Inghilterra questo l'hanno già fatto di default, cioè hanno obbligato tutti i cittadini a portare la mascherina all'interno dei trasporti pubblici in modo tale che non si sono messi lì a discutere di ridurre la capienza dei mezzi. Necessario rivedere le norme per evitare la paralisi del trasporto pubblico, i cui bilanci sono già pesantemente colpiti dal calo dell'utenza. Contemporaneamente Zaia segue con particolare interesse l'evoluzione degli studi sui test rapidi, che andranno a sostituirsi ai tamponi per efficienza e tempestività. Potrebbero funzionare come un test di gravidanza, spiega, e mettere a riparo l'intero sistema da un'eventuale seconda ondata prevista per autunno. Quindi se funzionano, noi ne abbiamo alcuni che sono dichiarati come test rapidi a 10 minuti e beccano l'RNA del virus, quindi funzionano come il tampone. Adesso si tratta di capire se sono innanzitutto validati in laboratorio e dopodiché se saranno autorizzati ovviamente dall'Istituto Superiore di Sanità. Test rapido, condivisione dei dati, intervento tempestivo. Al Veneto stanno arrivando molti test dalle aziende e sono tutti in via di valutazione. Intanto la Regione ha annunciato oggi di aver istituito una commissione ispettiva sul caso del batterio killer alla maternità di Borgo Trento a Verona. La commissione si affiancherà a quella già interna dell'azienda ospedaliera. Ho chiesto che si istituisca, il dottor Mantoan mi ha firmato il decreto stamattina, una commissione definiamola ispettiva, perché tale è scritto così, per la vicenda Citrobacter di Verona.